Interessante iniziativa oggi qui al Centro Associazione Giuristi Cattolici Italiani, si presenta un'interessante pubblicazione di Parla Greco. Sì, si presenta questa interessante, direi anche entusiasmante pubblicazione di Salvatore Parla Greco che studia una possibile storia della Sicilia più che autonomista separatista, con un'operazione che può vedere la nostra regione come uno Stato a sé. È un argomento interessante che ne dibattiamo con storici, con persone del mondo della cultura per creare le condizioni che la Sicilia possa dialogare all'interno dello Stato unitario direttamente con la comunità europea e avere anche maggiore peso per le politiche economiche e di sviluppo. L'Unione Giuristi Cattolici si occupa normalmente di questioni di carattere giuridico, però non disdegniamo di occuparci anche di argomenti culturali, storico-culturali di maggiore interesse e che riguardano prevalentemente la Sicilia. Lo abbiamo fatto all'inizio dell'anno organizzando un convegno su Sciacia e Pirandello, proprio per l'attualità del loro pensiero, e lo facciamo oggi presentando un libro molto interessante dal punto di vista storico-culturale. Il libro l'autore è Salvatore Parla Greco, uno scrittore e giornalista già molto conosciuto. Devo dire che ogni libro porta in sé due dimensioni, una di carattere letterale e culturale e l'altra invece di carattere sociologico e antropologico. Salvatore Parla Greco dal punto di vista letterale e artistico ha colto nel segno. Io, quando mi fu proposto di presentare questo libro, fui molto incuriosito dal tema trattato, il quesito che l'autore pone ai lettori. Ma vi siete mai chiesti che cosa sarebbe successo se la Sicilia fosse diventata il 49esimo Stato degli USA, se la proposta dei separatisti fosse stata accolta? Qualunque lettore rimane colpito e sente il bisogno di leggere il libro. Io l'ho letto e una pagina ti attira l'altra. L'altro invece è il secondo aspetto, è quello che riguarda l'aspetto antropologico e sociale. Devo dire che i quesiti che dopo aver letto il libro vengono in mente sono parecchi. E allora, ma dobbiamo prendere in considerazione l'idea che il separatismo avrebbe portato a un'autonomia economica, a una indipendenza tanto agognata nella nostra idea? Oppure ci sarebbe finita come il Porto Rico? Da cosa nasce l'idea di questo libro? Nasce dall'esigenza di una risposta da dare a una domanda che mi ha inseguito tutta la vita: che cosa sarebbe successo se effettivamente la Sicilia fosse diventata americana? È evidente perché l'argomento fosse letto, ascoltato, oggetto di attenzione, ne ho fatto evidentemente un romanzo, cioè un giallo, laddove però la finzione non si sa dove finisce e dove comincia la realtà. Questo spetterà ai lettori capirlo, perché molte cose sono riconoscibili nonostante l'americanità della Sicilia. Come sarebbe stata la Sicilia in mano agli americani, come Stato americano? Probabilmente uguale a quella che è oggi, probabilmente, però questo lo scoprirete nel libro.